pochi giorni dal Ferragosto al via con i primi divieti e le nuove disposizioni. Per il terzo anno consecutivo saranno vietati i falò, ma anche tende e accampamenti vari. Questo sarà utile ad evitare incendi e altro ancora. Il divieto vale non solo per Agrigento ma per tutti i paesi limitrofi. Vietato anche a vendere bibite e perfino acqua in bottiglie di vetro. Questa mattina il questore Maurizio Riemma ha convocato una riunione. Presenti in questura tutti i sindaci dei comuni costieri, tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, la Capitaneria di Porto Empedocle, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l'Azienda Sanitaria Provinciale, l'Ispettorato Foreste, l'Ufficio Demanio Marittimo, il Comando della Polizia Provinciale, il dirigente del Servizio Provinciale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile e il dirigente della Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale. Domani invece dovrebbe tenersi un vertice alla Guardia Costiera per pianificare concretamente servizi di vigilanza giornaliera alle spiagge. Quest'anno sarà infatti un lungo weekend di Ferragosto e i controlli, mirati per evitare accampamenti selvaggi, dovrebbero partire già nel tardo pomeriggio di sabato. Ogni sindaco dei comuni costieri, verosimilmente già da oggi, dopo la riunione in questura, firmerà la propria ordinanza. Ordinanza che vieta i falò, gli accampamenti selvaggi, l'utilizzo di barbecue e fornelli vari alimentati con qualsiasi combustibile, l'utilizzo di gruppi elettrogeni, nonché l'emissione di suoni e rumori oltre i limiti e fuori dagli orari previsti. In questi giorni io ho avuto occasione di parlare con le forze di polizia, ma anche avere interlocuzioni con le amministrazioni locali. Ci avviciniamo al tema del Ferragosto e per il terzo anno diciamo che uno degli obiettivi fondamentali che ci si è voluti dare è quello di libera fruizione dell'ambiente, delle spiagge, ma con una forma di assolutamente rispetto, osservanza di quelle che sono le prescrizioni, ma questo a tutela di tutti, evitare i falò sulle spiagge perché specie in questo periodo possono essere pericolosissimi, ma poi soprattutto rispettare l'ambiente e lasciare la spiaggia che abbiamo utilizzato pronta per essere utilizzata da altri dopo di noi. Anche su questo devo dire che l'attenzione delle amministrazioni comunali, questa di Realmonte, ma Agrigento, Porto Empedocle, Siculiana, Menfi anche, ho letto sui giornali che ha già adottato alcune precise misure, ecco, anche questa è una grande rivoluzione culturale sono quelle rivoluzioni dalle quali poi non si torna assolutamente indietro. Quindi approfitto sempre della vostra presenza per lanciare anch'io personalmente un invito. Tutti quanti abbiamo diritto a fruire del mare e delle spiagge e tutti quanti abbiamo il dovere di lasciare dopo la nostra fruizione incontaminato la bellezza di questo mondo, di questa terra e di queste terre.